Buonasera a tutti ragazzi, stasera si sta un po' più freschino, quindi dopo un po' di acqua che ho fatto ragazzi, diciamo che leggermente un po' più fresco, ma nulla di che, quindi non pensatevi che adesso qua faccia freddo, però Francesco poco fa mi ha scritto che lì piove, quindi speriamo bene che arrivi pure qui, quindi se a Napoli piove forse più tardi forse arriverà pure qui, quindi aspettiamo, può darsi che nella notte oppure tra poco incomincerà pure qui. Poche ore fa, come avete visto, ho fatto pure il video, ha fatto una scaricata d'acqua esagerata, ma poi è terminata subito, quindi 5 minuti e già l'aria diciamo è molto più fresca, quindi diciamo che l'aria con questa piccola pioggia è cambiata un po', quindi a Napoli adesso sta piovendo, perlomeno Francesco mi ha scritto così su WhatsApp poco fa, quindi spero che arrivi pure qua la pioggia, quindi Napoli qua a finale non è nulla, quindi spero che arrivi pure qua, quindi attendiamo un po' di pioggia ragazzi, anche se di là non è che vedo tutte queste nuvole, però c'è la zona di Napoli, vedo bianco più o meno. Ciao, grazie, buonasera. Ieri caldo, freddo, qui diciamo che si mantiene fresco un pochino. Ha fatto un po' di pioggia, una bella scaricata e l'aria diciamo non è fresca fresca, però si sta bene, dai, non ci lamentiamo proprio. Quindi perlomeno a Napoli dice che piove Francesco, poco fa me l'ha scritto su WhatsApp, ha detto qui piove, quindi beato lui, io spero che più tardi arrivi pure qua. Sì, sì, spero che arrivi la pioggia pure qua, tanto Napoli Salerno è vicino, quindi speriamo. Ha fatto qua giusto, ha fatto 5 minuti belli densi densi. Sì, sì, ma sono stati 5 minuti belli, forti forti, eh. Poi è finita la pacchia, come dico io, quindi è finita la zezzanella, subito ha terminato, però stasera diciamo che si respira, non è proprio azzeccoso come dico io, quindi non è che... però manco fa freddo, partiamo da questo, quindi ce ne vuole ancora qua. A Napoli dice che sta piovendo, ui avvocate, buonasera. In Friuli Venezia Giulia che tempo fa? Freddo, vuole? Sì, sì, grazie, sì, sì, si è abbassata giusto un po', eh. Certamente si sta più fresco, questo sì. Da te invece fa sempre caldo, sì. In Sicilia manco è peggio di qua. In Africa estate più o meno. Si sta bene, vabbè, in Friuli comunque è anche normale, stanno ai confini lì, quindi è quasi normale. In Sicilia invece stanno vicino all'Africa, quindi è normale che faccia caldo. Da Francesco stasera sta piovendo a Napoli e qua no, eppure ci sono solo 50 km di differenza, non è che siamo dall'altra parte. Come vedete a Napoli adesso piove e qua no. Eh sì, lo so, ci sono state un sacco di volte in Sicilia, adesso sta scendendo pure un po' di vento, quindi stasera secondo me si sta proprio bene, quindi vedi il ventilatore non ce l'ho acceso, il rumore non si sente perché perlomeno stasera non ce n'è bisogno, eh. Di solito qualcuno nei video dice scusa ma si sente il rumore, quello è il ventilatore a finale. Stasera invece no, sta bello spento, quindi sta bello calmo calmo. Come potete vedere sta spento, vedete?
non gira. Però al finale comunque stiamo sempre col piede. Al finale fa sempre caldo, quindi per sentire freddo io ce ne vuole qua. Secondo me l'inverno qui arriva a dicembre e gennaio, come in Sicilia la stessa cosa. Da noi diciamo che l'inverno è una parola un po' che non si porta tanto. Diciamo che sentire freddo da noi non è quasi possibile, diciamo così, ma statisticamente è quasi impossibile. Che avete mangiato di buono? Ma avvocato, ma sento caldo, ti dico la verità, non sento freddo, ti giuro. Oh, buona digestione, ti scassate, oh, per la schiena. Orata col riso, frittata ti devi dare la pane con papà allora. Papà pure si è scassato stasera, ha fatto una pasta e patate e poi una frittata di patate esagerata. Ho detto questo, mamma mia, proprio tiene un pozzo papà, non tiene lo stomaco papà. È un pozzo senza fondo, quindi ha voglia di buttare. No, io stasera fo branzino arrostito, ci sta una puzza in casa di adesso. Ho infumicato una casa intera per farle arrostite. Ho messo pure la carta argentata per non far schizzare, ho fatto per non fare tanta puzza, però alla fine la puzza, l'odore del pesce rimane al finale, quindi puzza per modo di dire, Quindi adesso stiamo avvolta nell'odore della spigola. Però era buona, ragazzi, arrostita è buonissima. Tu invece ti scassate, però, anche se la verità vorrei avere una bella fettina di carne. Lo sto dicendo da un sacco. Grazie, l'ha mangiata tutta e aveva già mangiato pasta e patate. Non è che lui si è mangiato solo quello e vabbè, no, lui già. No, papà ha esagerato, papà. Questa è la terza sera che vado lì e fa paura. Ma non so domani che combina, non lo so. Ma comunque qualcosa di non normale. Avrei fame. Diciamo che avvocati a quest'ora, dopo il branzino, ci vorrebbe, diciamo, perlomeno come sto adesso, stasera, un bel dolce alla crema. Crema con la marena dentro. Una bella, come piace a te, una bella mille sfoglie la mangerei molto volentieri, la verità. Sì, sì, come sto adesso mangerei un dolce, mo. Sinceramente sì. Adesso sì, lo mangerei. Un bel dolce ci va. Sì, sì, ragazzi. Stamattina ho fatto un video al centro commerciale, ci stavano, eh. Quindi ha detto, bene avvocatella, perché non l'hai comprato? Sì, la cosa della mille sfoglie è che è croccante e poi trovi quella crema morbida con la marena dentro, sì. Avvocatella me lo preparo. Sì, sì, non te muovo, vaffa. No, no, a quest'ora ci vorrebbe, ragazzi. Ce va. Oppure se stare in Sicilia, un bel cannolo siciliano, doc, oppure una cassatina. Mi accontento, guarda, una bella cassata siciliana. Mi sta venendo fame a me, ma sempre colpa avvocatello, perché non mi faccio i fatti miei. Va a finire che mi mangio un Kinder Pinguino, no? Quelle fette al latte, lì. Sì, le cassatine siciliane sono buonissime. Mi ricordo quando ho fatto il banco siciliano, quando arrivavano fresche, la tentazione era sempre più forte. No, no, però
Sì, sì, i pinguini, e lo saccio, avvocato, ma non tengo, non tengo dolce, che già fa? Voglio qualcosa di dolce. Biscotti e biscottini, no, voglio qualche cosa di umido, quindi perciò ho detto una bella mille sfoglie con la crema. No, gelato no, voglio la verità, qualcosa con la crema. Pure crema chantilly, mi va bene. Ma stasera va a girare a crema, la testa dice crema stasera. Oppure un bel cannolo fritto con la crema, pure lo mangerei. Vedete, siamo pazzi, tutto quanto. Il mangiare è chi l'ha creato, però siamo golosi, questo quindi quando andremo all'inverno. Ma stamattina hai visto il video, avvocato? Stava babà con la panna, babà con la crema, babà col pistacchio, stava di tutte le maniere. L'hai preso la casa, buona, allora vengo al Val di Susa a trovarti, mo. Mi devi far arrivare in Val di Susa. Sì, Val di Susa. Allora c'è lo spazio per fare una arrostita, allora adesso. Quindi devo venire in Val di Susa a fare una grande arrostita. Come sto da quelle parti vengo, Alfonso. Trasloco per fine mese, mi fa piacere, Alfonso. Mi fa piacere perché vai a vivere pure con una donna al finale, quindi doppiamente piacere che mi hai dovuto cercare. Quindi mi fa piacere, Alfonso. Quindi fai adesso la casa nuova, la compagna e stai a posto. La fornacella e lo spazio c'è a quanto pare. Poi è una bella località, ragazzi. Ci sono stato un sacco di volte. Quindi diciamo che hai fatto bene, Affo. Stanco della città. Sì, sì, Alfonso è innamorato, ragazzi, lasciamolo stare, è innamorato. E a Torino dovrei stare per ottobre, diciamo, inizio ottobre, vabbè, ce la faccio, dai. Mega arrostita galattica. Facciamo live 24 ore. Mai una gioia. Pure incoronato, mai una gioia. Sta parola è usata moltissimo. Là, io prendi il treno. Allora, il Van di Susa, guarda, bello veramente. Come i laghi di Avigliano, Val di Susa, tutti i posti bellissimi. Diciamo che sono posti fantastici, davvero. Alfonso si è voluto staccare dalla città. Diciamo che prima, diciamo adesso abita in città, si può dire, quindi adesso andare in Val di Susa è come andare in campagna, in effetti. Quindi basta città, ti sei scocciato di Torino città. Guarda, pure io certe volte io abito a Salerno città qui, no? Pure io certe volte dico vorrei andare tipo ad Avellino, sa dove sta Elene, che è una parte più di montagna, una casa con giardino, queste cose qua. Mi piace a me avere un giardino, una cosa così. Non lo so, l'ultima volta che l'ho sentito su WhatsApp stava piovendo a Napoli. Quindi mi ha detto Giuseppe piove. Quindi, ma 10 minuti prima che iniziavo, forse io sto lavorando. No, no, guarda, io sinceramente, pure io prima o poi una casa la devo trovare pure io così, mi piace col giardino, mi piace fuori città perché qua è un casino sempre.
Ma sarà un problema di YouTube. Ma ti dico una cosa, perché qua in tutte le città c'è casino. Quindi diciamo che nel Torino, Milano, Roma, Salerno, Napoli è caos. Già come sta Elena, ad esempio, lei sta tranquilla ad Avellino, quindi è meno caotico. Quindi poi specialmente se vai in qualche paese stai bello tranquillo. Invece qua è 24 ore caos. Invece è bello il sabato sera il giardino, barbecue, quindi ai fornelli direttamente sabato sera, specialmente poi in estate col giardino, dai. Metti un bel gazebo, metti le sedie, la panchina e poi ti scassa. No, no, ha fatto una cosa buona, e mo chi ti ferma me lì? Non ti ferma più nessuno, mo. Mo la compagna tieni, il barbecue pure, il giardino pure. E chi sta meglio di te, mo? No, incoronata, è Grazia che sta a Caserta. Allora, Grazia è della Sicilia, l'altra Grazia Vastano è di Caserta. Ho paura, giuro che ho paura. In corona amaca, sempre cose strane, vabbè, amaca, vabbè. Cose strane. Spolpati dalle zanzare. Elena Canelli, io pare che so che sta in provincia di Avellino, in Corona non lo so se sta a Caserta, può darsi pure che sbaglio io. Non lo so, io sempre Avellino. Avvocato Elena di dov'è? Avellino o Caserta? Non lo so, perché Grazia Vastano è di Caserta. Elena a me sembra di Avellino o provincia di Avellino. Tutti terrorizzati qua. Che è successo? Allora, insieme a Grazia Vastano, la signora che viene a trovarci molto spesso in live. Ah, hai fatto buono, non ti preoccupare, come passo da quelle parti lì ti facciamo un appuntamento e facciamo una mega grigliata, quindi stavolta lo spazio c'è. Sì, stamattina l'ho salutata Elena, però sul suo canale a finale. Sì, mi ha detto che lei segue, però non entra, quindi è capace pure che qualche volta seguiva quello che dicevamo, ma non scriveva nulla. Ti terrorizzi per simpatia d'avvocatella. Tutto strano, eh? Però sinceramente ragazzi, Alfonso ha fatto una cosa bellissima. Cioè immagina bello un giardino, barbecue, il sabato sera metti i tavolini fuori, arrostita, cena romantica ragazzi, quindi la vedo buona, dai, a fo'. Quindi mo, diciamo, tiene un cuore in due zucchero, come si dice da noi. Solo c'ho la traduzione, vabbè, ma penso che il napoletano lo conosce. Quindi diciamo che hai il cuore nello zucchero. Quindi mo sei innamorato, come dico io. Siete gelose. Di cosa poi? Che Alfonso ha trovato la compagna? Non lo so. Di cosa siete gelosi? Della casa di Alfonso?
Vabbè, penso che... vabbè, in Corona sempre qualcosa è, dai. Tu abiti in Puglia, una bella zona, dai, non è una brutta zona la Puglia, dai, si mangia bene. Lo so che tu sei amante del freddo e di tutto. Scidi pure tu in Val di Susa. Casa, giardino, freddo. Piumone poi. Sì, sì. Alfonso ha fatto una cosa buona. Sì, sì, lontano da tutti, quindi bello, nessuno tranquillo. Bello. Questa è un'idea che devo fare pure io. Alfonso, trovami pure a me un bel posto in Val di Susa, che così pure io, volendo, posso venire pure io, sai perché? Se lavoro a Torino, poi la sera posso andare in Val di Susa tranquillamente, quindi è vicino, quindi stare proprio a posto, bello, pure io giardino, tutto bello sistemato. Canuzzo, traduzione cagnetto, ma quello è siciliano, ragazzi, canuzzo. Ragazzi, è siciliano fu. Eh, quindi, vedi, canuzzo, vabbè, canuzzo si capiva, cane grande, sta cosa qua, incoronata sta rossa, rossa. E che è successo? È salita la pressione, signora incoronata? Canuzzo. Avvocatella, un po' di acqua e zucchero alla signora incoronata. Secondo me si è salita la pressione, la vedo rossa. Ma pure io capisco, incoronate, penso che non capisco. Faccio finta di non capire. Però, giustamente, mi piace sentirvi, questo è il problema. Quindi adoro sentirvi. Come diciamo noi, va già sente. A po' stasera di festa? Quindi stasera niente lavoro. Giornata e mi pensa Alfonso. Affo esci fuori. Inizia alle 22:30. Quindi tra poco. Ish. Alfonso, per non sapere i fatti tuoi, non perché uno vuole sapere i fatti tuoi, ma la casa l'hai comprata oppure l'hai presa in affitto? Non perché voglio essere curioso, giusto per saperlo, ma non perché mi interessa, perché se l'hai presa in affitto vorrei sapere più o meno quanto è l'affitto. Se invece l'hai comprata, vabbè, i soldi per comprarla non la tengo, quindi per affittarlo sì, per comprarla non credo. Quindi ah, in affitto. E quanto hai pagato? Giusto per sapere, Quindi poi fare metà tu e metà la tua amica, diciamo. Quanto è l'affitto di lì? Diciamo, quando l'hai trovata più o meno. Così mi faccio un resoconto in testa. 400 al mese, me la devi trovare subito. Vengo pure io, pure 500 vengo. Tanto pago così qui. Poi non ti preoccupare, vado in Val di Susa, in Coronata, vicino ad Alfonso, e poi ti invito. Che vuoi? Più di questo? Oh. Eh, io vado in Val di Susa, in Coronata, e poi ti invito.
Dai, no? Vado pure io a freddo al gelo e poi ti invito. Dico, vuoi venire? Vieni. Ti fai una settimana, 2 settimane, quante devo fare fare? Tanto il lavoro a Torino c'è. Andare in Val di Susa è vicino. No, che ancora no. 400 euro al mese che sto a Salerno città, pago 400 euro qui sono 1, 2 stanze, cucina, bagno, salone, è una bella casa, non si mette in dubbio, però vuoi mettere in Val di Susa un giardino e tutto il resto, no. Poi gli stessi soldi, non stiamo parlando che paghi 1000 euro, sai, dici vabbè, stai in Val di Susa, paga 1000 euro, io pago 400 qua. È vero, qualcuno potrà dire, ma tu stai a centro Salerno quasi, a 5 minuti dalla città proprio, è vero? Però 400 euro e va di su, sei un affarone proprio. Cioè tipo Haiti, stai, tanto per capire. Una casa tutti insieme, ma secondo me facciamo una bella cosa, quindi facciamo 400, facciamo 170 euro io, 170 tu e 170 incoronato, e vabbè. Vedi, per poco, quindi giusto un pochino. Stanno tutti nascosti. So che costa, perché mi ricordo che ci sono degli amici miei e parlavano di 5,50, 500, 600, quindi lo sapevo. Perciò mi sono meravigliato a Val di Susa 400. È una località fantastica. Cioè io l'adoro, io sono stato tante volte lì e l'ho sempre detto, è una zona fantastica come i famosi laghi di Avigliana, sono posti proprio che è un'altra cosa, a fo'. Io poi ho girato Torino, la conosco a memoria, tutto l'ho girato, dal castello, laghi di Avigliana, Val di Susa, ma dov'è che non sono andato? Quindi dove hai scelto tu è bellissima proprio. Sì, sì, quei laghi, una cosa. Una, se non la vede con gli occhi non ci crede. Vabbè, io andavo in missione, diciamo così, va. Io andavo in missione, quindi per lavoro, in quei boschi, diciamo, uno andava per lavoro, quindi tutte quelle stradine piene di verde, di natura. Ci sono stato un sacco di volte, quindi la so, la so bene la strada al finale. Va di Susa, Laghi di Avigliano, proprio immerso nel verde. Sì, sì, metti una bella coperta per terra per riposarti, per sgranchirti un pochino, ti fai una bella oretta di relax, come si... a vasta. Quindi uno si riposa pure, fai un bel picnic con una bella tovaglia, respiri a pieni polmoni, aria pulita, ossigenazione a 1000. No, penso che si stia bene, dai. Poi... ah, già sente ancora no. Vabbè, Corona, noi la proposta te l'abbiamo fatta, quindi andiamo in Val di Susa, prendiamo una casa e dividiamo in tre. Quindi la proposta non dire che poi non ti abbiamo detto nulla. Un lavoro in Coronata te lo trovo a Torino senza problemi. Quindi a Torino un lavoro te lo trovo facilmente, poi come se tu lo troviamo subito. Quindi poi stiamo a 30 minuti da Val di Susa. Senza rimorire, sì, sì, al finale sì. Passata una volta a Torino stai proprio immesso nel verde, quindi nulla più. Lì davvero stai a contatto con la natura, nel vero senso della parola, specialmente in inverno poi. In Corona io parlo di lavorare, non parlo di vivere. È normale che
Faccio il custode del santuario di San Michele che sta. Tutte lei le va a trovare. Non ti preoccupare, a te parliamo col custode del cimitero lì, a Torino, così dico, questa qua fa il custode. Non ce la posso fare. Ancora no, si va solo per lavorare a Torino, poi la sera si rientra e si va a casa a Val di Susa e si sta lì poi. Uno San Michele, nato al cimitero, ma siete proprio romantici, io fatti questo, proprio romantici. Invece casa col giardino, amaca, amaca, adesso sta con la compagna, col barbecue, quindi mo fai i quattro maggio Alfonso. Castagne, funghi, storie di paura, un munaciello, un fantasma e pochi cazzaroli. I due appicciati. Scusatemi signore incoronato, chiedo perdono, romantica a chi non dite parole. Hai ragione, che cazzo. Tieni ragione. Allora, io cucino, vabbè, ci sto. Però pulite voi poi. Quindi a cucinare non ci sta problema. Però pulite voi. Non ci sta problema. Arrosto, faccio quello che cucino, però poi ve lo piangete voi. Lo so, avvocatella, sia un caso a parte disperato, lo so. Vedi, la parola più romantica della signora incoronata è che cazzo. Mamma mia, romantica proprio. E la usa spesso e volentieri, diciamo. Oh. Mamma mia, bella. Ah, incoronata. Prima ha detto che devo cucinare. Mettetevi d'accordo, comunque. Vabbè, cucinate voi e pulisco io, non c'è problema, faccio pure questo, basta che state zitti. Sì, sì, grazie, oramai, vabbè, ma stavolta è andata bene, l'ultima volta ho fatto una diretta e ho detto stavolta ci chiudono il canale, non il canale, il video, proprio la parola più pulita è stata che cazzo. Poi incoronata è scritto Tannanculò vicino a Vocatella. Diciamo che questa qua è una live normale. Allora, tu cucini a Vocatella, fai dolce e io pulisco, va boh. Tanto tu cucini. E se finito ci sto a posto, non vi preoccupate, pulisco io, vabbè. Ognuno deve fare qualche cosa, quindi parte proprio. Sì, grazie, l'ultima volta proprio è stata oh, diciamo la live hot quasi. Eh, ho detto di sì, però ai fornelli state voi, ai dolci stai tu e io pulisco. A volte ti piacesse a te, e vengo a mangiare. Venuta, non ti preoccupare, vieni pure tu, dove mangiano tre, mangiano quattro, quindi non è che ci sta problema. Come si dice al sud, a domani ne tre, mangiano quattro. Però dopo mi devono a pulire a me, non mi rimanete nelle botte solo a me poi. Eh, no, allora, incornata cucina, che la fai dolce, e io te bruciamo. Quindi non è che te la vuoi scappottare tu, eh? Che te lo fui. Eh. Thank you very much. Non lo so se il cane di Affoggio è grande, piccolo, boh, non lo so. Affo, che cane è? Il mastino napoletano?
come sei gentile, 36 kg, no, una cosa piccolina. Allora, magari c'è qualche spettatore pudico rottamtin che si scandalizza, addirittura. E se si scandalizzano per questo stiamo proprio rovinati allora. Diciamo che il più giovane qua sono io, 44 anni, quindi se ci scandalizziamo è la fine. No, no, ancora no, oramai siamo abituati a peggio, non ti preoccupare. Specialmente io, i messaggi o boxer, 36 kg, però abbastanza grandicello. Sì, già secondo me, già adesso in Val di Susa a quest'ora si sta proprio da Dio veramente. Bello fuori al giardino, ma adesso in Val di Susa sotto la coperta, bello al fresco. Poi accendi il camino, che ne so, i termosifoni, vabbè, sarebbe più bello il caminetto. Oppure una bella stufa a pellet. Poi lì nevica sempre, poi neve a volontà. Ah, mi sa che a Natale me ne scappo da te. Secondo me Natale scappo in Val di Susa, sai quanta neve trovo? A voglia. E vabbè, vado a trovare il mio amico in Corona, dai. Un cane addestrato per guardia e difesa. Quindi diciamo, signore Incoronata, vado a trovare il mio amico a Torino, diciamo. Vado, se sto a Torino, che pare brutto non andare a trovarlo. Poi lì si sta bene. Diciamo che secondo me, a Vasta, secondo me lì si sta proprio bene. A quest'ora secondo me lì ci saranno il mio addestrato a mangiare e dormire. Ah, è ma buono. Ma pure noi, Alfonso, noi siamo addestrati a mangiare, a dormire, più che a mangiare, peraltro. Vabbè, adesso sto ferito un po', però ci vuole ragazzi, quindi dobbiamo traslocare tutti in Val di Susa. Quindi tutti in Val di Susa, ragazzi, quindi andiamo. L'hai preso per il lavoro. Quindi il cane l'hai preso per il lavoro? Tu. Quindi viene con te a lavorare? No. Francesco stasera ha fatto festa. Ah, ok, ma ho capito. Quindi il cane poliziotto sta. No, quindi non sempre, dipende da dove vai, diciamo. Oh, stasera li vedo un po' agitati i ragazzi al circoletto. Sì, sì, ogni tanto sclerano un po'. C'è un circolo, quello lì che avevo io qui sotto, si fa sempre un casino esagerato. Quindi, sì, sì, dietro questo palazzo, in Coronata, sì, sì. Diciamo, qui, eccolo qui. Lì stava il mio bar, in effetti.
qui se c'era il giardino e poi ci stava l'entrata, quindi era col cancello e qui avevo il barrio. Sì, a voglia, quelli mo sono scesi in coronata, mo fanno 3-4 del mattino, a voglia. Sì, in corona pensa che io la mattina li trovo ancora sulle panchine che aspettano, pensa un po'. Sì, la signora avvocatella è anziana, ragazzi, lasciatela stare che quella poi è stanca e dorme. Quindi lasciamola stare, 62 anni, stelle con distintivo. Sì, in corona sono tutti ragazzi, 30 anni fino a... Anche se ci sta ancora qualche compagno mio pure, con distintivo. I fantasmi. Qua stanno i fantasmi, vedi? Non esistono i fantasmi, sei sicuro, Fo? Non hai mai visto nulla di strano? No, Alfonso non crede che esistano proprio, quindi Alfonso non ha paura perché dice che non esistono. Io sinceramente, non dico molte volte, ma molto spesso ho visto qualcosa di strano, eh. Io ad esempio una volta mi ricordo che dietro questo palazzo qua ci stanno delle panchine e io da lontano vedevo due persone bianche bianche che stavano sedute. E io mi sono girato per dire alla mia compagna, diciamo, lo so, che il fantasma non ti fa nulla, devi avere paura dei vivi e non dei morti, lo so, però comunque credo che esistano, non è che non esistano proprio come dici tu. Non penso che tutti quanti noi abbiamo avuto delle visioni, diciamo così, tanto per dire. Vabbè, tu sei un caso disperato, avvocato è che stai a meno 10, stai. Manco se abitassi in Val di Susa. Ma no, fantasia no, dai, fantasia no, perché non è che una volta può essere una coincidenza, due volte, ma non sempre, capito che voglio dire? Cioè, perlomeno credo io, penso che esistano, vabbè, poi ognuno pensa come... Perlomeno io la vedo così, Anche perché ne sono stata testimone, ecco perché penso che ci stanno. Allora capisco, se mai tu non hai mai visto nulla, allora dici no, non esistono Giuseppe. E hai ragione pure tu perché giustamente non hai mai visto nulla di strano e quindi dire per me non esistono. Il discorso è sempre questo qua, se non vedi qualche cosa nella tua vita, come fai a dire no esistono? Invece chi come me, come altri, hanno visto qualche cosa, allora sa, hanno il dubbio e sono convintissimi. Esagerato. Io stavo pure leggendo, mi sono spaventato vedendo a morte senza trucco. Io pensavo che era un fantasma, ma ci misi pure a leggere poi. No, ti credo. Però io pensavo che stavo parlando di un fantasma, quindi mi sono messo a leggere poi. Poi non era un fantasma.
Non ce la posso fare, stiamo tutti quanti gravemente proprio, eh. No, ma ti credo, incoronata. E tu glielo dici, sorella, oh, tu glielo dici, tu devi stare truccata. Non devi struccarti. I fantasmi che vedo è quando non posso grigliare. Quelli sono i tuoi fantasmi, ma fa la non griglia. E dai, che mo che vai a quella casa voglia di grigliare tutta bella aperta adesso e chi ti ferma a fa? Secondo me adesso se leggo su internet Val di Susa in fiamme di quello che affonza. E io quando non fumo. Mi raccomando, metti un bel barbecue come si deve, bello grosso, che la carne deve andare a quintale, brava, la carne deve stare a zuffuna, come si dice in napoletano, a migliare, quindi molto. Che è successo in Corona? Devo andare dal mio amico in Corona, giustamente, che fai? Non vado lì a inaugurare la casa nuova. Sembra brutto, è normale, no? Si deve, come diciamo noi qua, ingegnare, quindi battezzare, va. Cioè, questa è la parola giusta, la casa nuova. E quindi a Zoffun, sì. Una casa nella prateria, sì, sì. Sì, grazie, come dicono qua, a Zoffun, a Beverone, a Migliare. Ed è giustamente battezziamo la casa accendendo questo fuoco eterno che è il barbecue, però, e facciamo sacrifici di fette di carne. Oh no, facciamo sacrifici di fettine di carne spesso 4 cm sulla griglia, quindi facciamo questo sacrificio. Salsiccia di bra, costatelle, a voglia la fassona. Buon lavoro Alfonso, ci sentiamo, buona serata, buona nottata. Vabbè, già mangiate, quindi non è che devi mangiare ancora, quindi stai a posto. Ho fame, tu mi hai finito di mangiare, tu mi hai terminato, Alfonso. Sei peggio di papà. Pure, è arrivato pure. Allora, qua l'unico che deve mangiare qua sono io, perché io ho mangiato un po' di branzino senza pane, senza nulla, quindi l'unico so io. Voi, e vabbè, di solito parliamo, stiamo parlando di quando verrò a trovarti di battezzare questa griglia, quindi una pasticcia di bra, tutte queste specialità della Val di Susa, quindi della, diciamo di Torino, la carne di fassona, di fantasma. Non ti preoccupare, i dolci li porto io, non ti preoccupare, quindi porterò sicuramente allora, la pastiera di grano e ci vuole. Poi un babà, una guantiera di babà ci vuole. Poi che ne so, qualcosa, una millefoglie, che ne so, la crema marena, pasticcini con crema marena, voglia. Basta che parli e saliamo con quello che vuoi, quindi poi qua la pasticceria non manca. Quindi allora, la pastiera di grano la fa mamma, quindi è proprio fatta in casa. Il babà c'ho un amico qua a Salerno che li fa davvero da paura, quindi a voglia ci sta a fare.
La mille foglie pure mamma la sa fare bene, quindi la posso far fare da mamma se voglio. Quindi a Zoffun non ti preoccupare. Quindi stiamo coperti, Alfonso. Vabbè ragazzi, io vi auguro buona continuazione a tutti, buona serata, un saluto a tutti, quindi ragazzi non vi scassate, state leggi leggi, quindi non mangiate troppo, cannoli bianchi e neri, la signora Grazia dalla Sicilia, quindi facevo come accetta. Vabbè ragazzi, buon lavoro Alfonso, buonanotte Incoronata, buonanotte Avvocatella, buonanotte grazie, buonanotte a tutti ragazzi, quindi vabbè a me è ancora prestino, quindi pure due grazie, sì, grazie siciliana e grazie casertana. Vabbè, notte a tutti ragazzi e a risentirci. Ciao.